Iniziamo con il professor Sergio Chiarotto e noi la ringraziamo come Circolo da Marca di aver accettato il nostro invito. Il professor Chiarotto giunge da Pordenone e il tema il significato etico-filosofico dei moti. Abbiamo accennato adesso ai moti, ma da lui ne sapremo sicuramente molto di più. Buongiorno, un aspetto un po' particolare del discorso che voi fate. Io esaminerò ciò che è scritto sui meridiani, anche se le scritte commentano la meridiana e il senso della misura del tempo. Questa scrittura è spesso una scrittura colta, anche se rivolta al popolo, perché le meridiane sono all'esterno delle chiese, delle case, degli edifici e sono per tutta la popolazione, come le campane, come gli affreschi delle chiese, ma derivano da una tradizione colta nella gran parte dei casi, o comunque di questo io parlerò. Questa tradizione deriva dalla filosofia, dalla letteratura antica, dalla Bibbia, dalla teologia, dal catechismo cristiano, dalla sapienza diffusa nel popolo, che poi si traduce anche in quel vecchio latino che magari non si comprendeva immediatamente, ma che era piacevole farsi tradurre. Di cosa parlano questi in numerosissime scritte fantasiose e ritrovate in mezzo a perle di cultura, di letteratura? Parlano del tempo e dello spazio. Il vecchio Aristotele diceva che il tempo è la misura dello spazio, del movimento nello spazio. Non a caso la meridiana è esattamente un asse che si muove e che misura il tempo. Ma l'altro tema è il rapporto fra finito e infinito, perché la meridiana è l'ombra, ma la meridiana esiste perché c'è il sole, e nell'immagine antica il sole era simbolo dell'eternità, di ciò che era immutabile, di ciò che apparteneva al cielo, quello che Platone chiamava l'iperuranio. Il sole era nel cielo, come Dio è in cielo, e l'ombra è nella terra per noi. Poi le meridiane hanno un'altra caratteristica, che funzionano solo di giorno e quindi scandiscono da un altro punto di vista il tempo. Le meridiane alludono alla notte. Nelle meridiane, pur non parlando della notte, si fa riferimento alla notte quando il sole non c'è. E allora il tempo del mondo è scandito dal giorno, dal tramonto, dalla notte, dall'alba e dal giorno che si ripete. Ma mentre per il sole questa ripetizione è circolare ed eterna, lasciamo stare l'astronomia moderna, per l'uomo questa circolarità si ferma. La meridiana ricorda anche questo. E ricorda che ad un certo punto per l'uomo arriva una notte senza alba. Per noi ci sarà questa notte senza alba. E allora andiamo a vedere alcune di queste scritte, il tempo che mi è concesso giustamente limitato. Ex nihilo dilfi, dal nulla non si ricava nulla. Qui abbiamo la versione pagana dell'origine del mondo. Secondo la visione cristiana, Dio ha creato il mondo dal nulla. Gli antichi dicevano il mondo è eterno, così come eterno è il sole. Finis serva tempus, niente più prezioso del tempo. Qui abbiamo richiamo che anche il sindaco ci diceva: homini ora eternitas Deo. Qui traduce nella vita umana quello che vi ho detto per quanto riguarda l'immagine fisica. L'uomo scandisce il suo tempo secondo le ore, Dio vive nella eternità, ed è la contrapposizione tra l'ombra proiettata dalla stecca delle meridiane e il sole che è la luce eterna.
misuro l'infinito, immensum medio. Pensate a questa presunzione dell'uomo di misurare l'infinito. Ed è l'eterna presunzione della filosofia, quella per cui quando Agostino camminava lungo la spiaggia del mare e pensava appunto a come dimostrare l'esistenza di Dio, comparve un bambino che era nella metafora un angelo e gli dice: prendi una conchiglia, prendi il mare e buttalo nella sabbia. E Agostino risponde: ma è impossibile prendere tutto il mare e buttarlo nella sabbia. E così dice: è altrettanto impossibile che tu con la tua mente riesca a capire Dio. Le meridiane fanno un po' questo, misurano l'infinito. Senza il sole non posso nulla posso senza Dio. Qui abbiamo le concezioni, diciamo, miste fra Dio e eternità. Tempo e necessità, non può tornare l'ora che è passata. E qui comincia l'inquietudine. La nostra ora non torna. Il tempo è lineare e va sempre avanti. Mentre il sole torna il giorno dopo, non è il giorno di prima per noi. Per il sole è apparentemente la stessa cosa. Non tornerà sul suo percorso l'acqua che è passata. Qui chi ha vaghe memorie filosofiche ricorda appunto il Pantarei di Eraclito: non ci si può buttare di nuovo nell'acqua dello stesso fiume. Se voi vi buttate in un fiume 2 volte fate il bagno, ma 2 volte avete acqua diversa. E questa è l'idea dello scorrere del tempo. Il tempo vola inesorabile, questa inesorabilità che fa preludere già a qualcos'altro. Vediamo se andiamo avanti. Ecco, tempo e spazio. Il tempo si declina con lo spazio. Entriamo nella dimensione drammatica. Mors ultima linea rerum est. La morte è l'ultima linea. Le meridiane sono delle linee. Noi abbiamo questa illusione che si ripetano all'infinito, invece c'è una linea ultima. La vita passa attraverso il tempo. Sicut ombra declinant dies nostri. I giorni nostri sono come l'ombra che verso il tramonto declina e tende a scomparire. E qui interviene quella dimensione pagana da una parte e cristiana dall'altra, che è la meditazione della morte. La meditatio mortis, memento mori, ricordati che devi morire. Nella visione cristiana questa meditazione è attenuata dalla prospettiva della vita eterna. A dire la verità, oggi questa prospettiva è più positiva che negativa. Chi ha qualche anno in più come me ricorda che questa prospettiva comprendeva persino l'inferno, non solo il paradiso, quindi non era una prospettiva tutta tranquillizzante. Quindi la morte era temuta anche per questo, perché pur avendo l'eternità c'era un'eternità alternativa. Tempo e cielo, come vi dicevo, la meridiana contrappone la terra al cielo. La meridiana è in terra e noi vediamo in terra gli effetti del cielo. Qui, ripeto, la filosofia è la filosofia antica, soprattutto quella che Platone ormai ha consolidato per sempre, ma talmente in eterno questa visione che quando in Vaticano il Papa ha voluto chiamare qualcuno a dipingere il luogo, quelle che erano le stanze vaticane, chiamò Raffaello a dipingere la scuola di Atene. E al centro di questo dipinto c'è da una parte Aristotele che tiene in mano il libro dell'Etica, vedremo dopo qualche richiamo, ma Platone col dito che demanda il pensiero al cielo.
l'esperienza, gli occhi ci portano a guardare il mondo, il pensiero ci porta a guardare il cielo. Il pensiero consente all'uomo di vivere nella dimensione dell'infinito. E le meridiane sono questa costante contrapposizione fra finito e infinito. I cieli narrano la gloria di Dio, Celestia mostra, la meridiana che ci mostra il cielo, la meridiana non mostra l'ombra. L'ombra è l'allegoria di ciò da cui l'ombra deriva. Noi, la nostra vita è l'ombra, ma la radice dell'ombra è la luce, è il cielo, non è l'ombra la realtà. Dio è la mia luce. Lo dice la meridiana. Molte volte queste scritte vedono le meridiane come fossero dei personaggi che parlano, e la meridiana dice Dio è la mia luce, e evidentemente viene associata l'immagine di Dio, l'immagine del sole, come in tutte le antiche religioni. Siamo noi che abbiamo, come dire, materializzato anche il sole, perché non sappiamo più cosa sia Dio. Tempo e verità. Il tempo, la verità è figlia del tempo. Qui è una delle cose moderne. Se la verità è figlia del tempo, siccome il tempo cambia, anche la verità cambia. Questa è l'idea della scienza, anche se è enunciata in maniera così apparentemente semplice. La scienza non è eterna, la scienza appunto cambia in base all'esperienza che noi facciamo. Ed è questo richiamo estremamente laico, velox ruitora Deus semper erit. Ecco di nuovo invece qui la contrapposizione tra Dio che sarà sempre, cioè il sole, e l'ora che corre veloce. Anche questa velocità che non è tanto la velocità del tempo quanto la velocità della vita, questo avvicinarsi. Ego redivo tu nunquam. Ecco qui adesso entriamo più direttamente nei rapporti con l'esperienza umana. E di nuovo la meridiana che parla e dice al passeggero, a colui che osserva, ricordati che io domani mattina torno, tu forse. Homo fugit velut umbra, l'uomo scorre come l'ombra. Legunt omnes ultima neca. Tutte le ore creano sofferenza, questa idea della vita come sofferenza. L'ultima ora è quella che ci uccide. E ricordate questo richiamo in qualche modo poco cristiano, molto laico, molto esistenziale, direi, della filosofia contemporanea. Non voglio citare, ma Heidegger, questo strano e grandissimo filosofo che riassume la sua filosofia con motto vivere per la morte. E qui sembra che le meridiane abbiano anticipato queste riflessioni molto più moderne. Pulvis et umbra sumus, di nuovo questo è il richiamo il giorno delle ceneri. Umbra fugas omnes non reditura sumus, siamo tutti ombra fugace che non torna. Questa idea proprio dell'ombra della meridiana che torna ogni mattina e di noi che non torniamo, un giorno o l'altro ci fermeremo. Ut me fuggente magnosca, ma affinché io possa conoscere mentre sto fuggendo. La vita scorre come l'ombra. Ecco, la nostra vita appartiene al mondo dell'ombra, mentre il sole appartiene al mondo della luce. Noi viviamo nel mondo dell'ombra. Però abbiamo anche la possibilità di vedere, di pensare alla luce, di sapere che siamo altro rispetto alla luce. Abbiamo già ricordato, valuta come vivi perché il morire è ignoto. Questo è il messaggio il messaggio cristiano. Cerca di comportarti bene, perché quando arriverà la morte arriverà anche il giudizio. Siamo votati alla morte noi e tutte le nostre cose.
questo è un richiamo esplicito di Orazio, De Vebus Morti, tutti votati alla morte, assieme a tutte le cose. Pensate adesso anche a tutto questo discorso sull'ecologia, sul mondo, questa idea che ci ricorda anche il Papa, che se andiamo avanti così faremo scomparire questo mondo, il caldo, questa idea del mondo che deve scomparire, ed è un'idea antica. Il mondo nasce dal caos, poi è arrivato il cosmo, cioè l'ordine, ma può ritornare nel caos. L'hominum tota vita nihil aliud quam ad mortem iter est. Iter, un cammino, questa idea del cammino. Pensate anche nella tradizione il cammino di Compostela, il cammino dei pellegrinaggi, le marce che facciamo, tutte queste metafore della vita. Ma qui ci dice: questo cammino che noi facciamo è un cammino verso la morte, ed è molto poco rasserenante. Quindi queste meridiane hanno questa dialettica di visioni: da una parte una visione rasserenante però attribuita più a Dio, e dall'altra una visione inquietante, come spesso era anche nella predicazione antica di certi predicatori quaresimali, che ci ricordavano sempre: ricordatevi che dovete morire, preparatevi alla morte, la preghiera della morte, eccetera. Però la meridiana ha anche un messaggio positivo. Di fronte a tutti questi pensieri tristi, la conclusione che voglio proporre attraverso un testo, attraverso un'immagine, e spero anche attraverso l'immagine che oggi presenterete delle meridiane, è riassunto in questo auspicio. L'ora, ciascuna ora della vostra vita possa essere serena, come sereno quel cielo dove non mancano le nubi, ma alla fin fine, accettando anche le nubi, l'ombra, siamo disponibili a vivere il nostro percorso, il nostro cammino con serenità. Ecco, rispetto a tutte le contrastanti visioni e i contrastanti messaggi che abbiamo proposto e che potrebbero essere in mille maniere illustrate, vorrei che questo restasse il messaggio ultimo che le meridiane ci lasciano. Stavo ricordando che a commento di questa, ora si optima, tutte le ore possono essere ottime, afferra lieto ogni ora presente, rinasci ogni giorno. Anche la meridiana che dice a noi: rinasci ogni giorno. Ecco, quindi torniamo a questa immagine, a questo messaggio che le meridiane ci lasciano assieme alle preoccupazioni della vita, di cui le meridiane sono uno specchio, è uno specchio pubblico, e questo è il significato anche molto alto di queste meridiane. Sono un messaggio comunitario, sono un messaggio sociale e non una riflessione privata, e quindi tutti assieme siamo coinvolti in questa riflessione e in questa considerazione. Grazie a voi per queste manifestazioni sulla meridiana.